Vuole voltare pagina la San Marco a Semini 80 che dopo il mezzo passo falso interno contro il Barisardo era sconfitta per 3-1 accusata contro il vecchio Borgo Santeria è decisa a ripartire, proverà a farlo con un nuovo tecnico in panchina, Massimiliano Pani, arrivato a sostituire l'esonerato Paolo Ledda. Guardia è molto alta per i Leoni anche questo pomeriggio. Intanto Matteo Tosi ha provato ancora a calciare con il sinistro, ci ha messo una pezza Maina. Dar seguito a questo tentativo d'attacco, riparte Riccardo Serra improvvisamente in avanti a cercare Fanni. Attenzione a Fanni, la battuta al volo e il gol. La San Marco in vantaggio e che gol per Silvio Fanni, festeggiato dai compagni, un lampo vero all'improvviso. Qui si gira bene, poi Fanni, la rovesciata e il gol. La San Marco raddoppia, la doppietta di Silvio Fanni nel giro di 120 secondi, un gol più bello dell'altro. Servito Cordeddu, scarica all'indietro il cross di Davide Corda e colpo di testa cercato da Farci. Lavoro in pressione da parte di Riccardo Serra. Poi Picchili, attenzione a Picchili, c'è spazio poi anche per il tentativo da parte di Mammarella. Pallone in verticale, attenzione perché in posizione regolare Carta. Poi ancora il quarto 2000 che ha provato la conclusione verso la porta, ci ha messo una pezza Samuele Tosi. Il corner di Pilleri, il pallone verso il centro, Farci al volo e ancora un gran gol per la San Marco con il sinistro, il pallone che ha baciato il 7 e poi è finita dentro il sacco. Tris per i Leoni e Farci, arriva il recupero difensivo del quarto 2000. Fanni ci prova ancora dalla distanza, attenzione alla conclusione, qui buca l'intervento Davide Corda, attenzione ad Alessio Meloni all'interno dell'area. Meloni prova a calciare ma sbaglia tutto con il destro, scesa da parte di Melis. Meloni prova a calciare con il sinistro, conclusione molto interessante da parte di Alessio Meloni, in questo caso di invitare all'azione Riccardo Serra che poi commette un'ingenuità, va a trattenere in maniera evidente il suo avversario, rimedia la doppia ammonizione. San Marco in 10 uomini allora al 21esimo. In avanti Porcu, anzi Samuele Tosi, che secondo il direttore di gara ha intercettato il pallone con una mano, anche per lui arriva il doppio giallo e dunque espulsione. San Marco in 9. A 15 minuti circa poteva godere della superiorità numerica, ma non è stato mai pericoloso dalle parti di Dadi. Ora la battuta di questo calcio di punizione, presa plastica per il numero 1 della San Marco. Attende solamente il fischio finale che arriva in questo momento. Allora la San Marco batte il quarto 2000 con il punteggio finale di 3-0.